Allora, concludendo, ci sono stati varie campagne, c'è una campagna congressuale importante, quindi vari congressi. Sono emersi dei problemi, dei nodi cruciali che devono essere risolti. Quali sono sostanzialmente? Sì, uno in modo particolare, quello che avevamo affrontato anche prima, diciamo che tutti i circoli hanno chiesto una forte semplificazione, diciamo, della gestione, chiamiamola amministrativa, contabile, perché diventa complicato per loro mantenere sempre così questa gestione molto rigida e quindi ci sono delle difficoltà. Poi hanno messo in luce la necessità di un volontariato impegnato nell'accoglienza di persone che fuggono, insomma, da situazioni molto precarie, molto difficili, no, da varie parti del mondo, quindi anche lì una programmazione di accoglienza che vuol dire dare la possibilità a queste persone di inserirsi, quindi con l'apprendimento della lingua, con lavori socialmente utili, in un rapporto sinergico con le prefetture e i comuni, ecco, per individuare dei percorsi di attività, che ci sono alcune esperienze positive. L'altro tema interessante, che ho colto anch'io partecipando a qualche congresso, è quella della tutela dell'ambiente, rispetto a vicende di inquinamento che purtroppo anche in questi giorni stiamo subendo più che vivendo, no, per effetti che sono ovviamente datati, non sono di oggi. Hanno posto la necessità che ci sia appunto anche un servizio di vigilanza, come si dice, volontaria, questa vigilanza volontaria appunto per cercare di prevenire o comunque di segnalare le situazioni appunto di inquinamento, quindi la tutela del territorio. E però tutela del territorio legata alla valorizzazione del territorio. Qui ci sono dei siti importanti, interessanti, storici, che possono dare delle prospettive. Per esempio, se valorizzo un sito, è chiaro che posso dare delle prospettive anche pur minime occupazionali, perché non so, se apro un agriturismo, se do diciamo, visibilità e soprattutto fruibilità a una pista ciclabile, ci sono ovviamente dei servizi collaterali a queste attività, a questo tipo di pista, e quindi posso creare appunto delle forme sinergiche che si incontrano con il volontariato e anche con delle possibilità occupazionali. L'altra parte del ragionamento che hanno fatto molti circoli è quella appunto di mantenere questo impegno sul versante culturale, quindi rafforzare le attività delle università popolari, attività di tempo libero collegate alla cultura, quindi programmare anche le classiche uscite culturali, quindi visite ai musei, mostre e soprattutto coinvolgere docenti e persone che hanno esperienza e conoscenza qualificate appunto per socializzare esperienze. Ovviamente ci hanno posto anche la necessità di mantenere queste attività attraverso forme ovviamente di attenzione soprattutto assicurative delle attività motorie, noi la chiamiamo ginnastica leggera. Il ballo è comunque un'attività motoria, no? Quindi tiene in movimento il corpo, ecco, perché sono utili appunto a prevenire e soprattutto a far star bene le persone. Hanno focalizzato molti interventi la necessità, ecco, di mantenere sempre questo impegno del filo d'argento, perché noi pensavamo che si fosse un po' ridotto il fenomeno dell'isolamento e dell'abbandono, ma purtroppo invece questo fenomeno dell'isolamento e dell'abbandono degli anziani purtroppo resta, perché c'è una cultura che va, diciamo così, cambiata, perché l'anziano viene considerato un peso, viene considerato un costo, perché costa per la sanità, costa per la previdenza, costa per l'assistenza. Non può essere così. L'anziano invece è una risorsa perché ha esperienza, conoscenza, capacità. Diciamo che la stragrande maggioranza sono ancora persone autosufficienti, perché noi parliamo di servizi, parliamo del circa il 10% di soggetti non autosufficienti, ma la stragrande maggioranza sono ancora in grado di dare un proprio contributo alla società. Quindi discussioni di merito, non tanto discussioni accademiche, che hanno chiesto soprattutto ai dirigenti, ecco, di portarle avanti nel confronto soprattutto con la Regione per quanto ci riguarda, ma anche in un rapporto positivo con l'ANCI, che è l'associazione che rappresenta i comuni, con gli stessi comuni, con i sindaci e poi a livello nazionale ovviamente col governo, soprattutto per dare corso a quella riforma del terzo settore. Che siamo ancora fermi lì a... purtroppo lì c'è ancora questo ritardo, soprattutto sul capitolo cosiddetto il capitolo 5, che è quello che raggruppa l'insieme, ecco, del mondo del volontariato. Quindi lì noi auspichiamo che prima dell'estate, per esempio con qualche decreto legislativo possa essere varato, perché altrimenti rimane carta. Assolutamente. Ecco. Nell'aspetto invece sanitario siete in qualche modo coinvolti? Sì, perché è emersa la preoccupazione
da parte di molte persone rispetto appunto alle cose che dicevamo prima della riforma, che vuol dire l'accorpamento. Molti hanno espresso qualche perplessità perché erano, tra virgolette, abituati a avere la propria azienda USL in quel determinato territorio. Oggi ne hanno praticamente 9, 7 nei capoluoghi delle 7 province e 2, che è quella appunto del Veneto orientale, quella di Bassano, ma di fatto da 21 siamo passati a 9. Qual è la preoccupazione? La preoccupazione è che non ci sia una gestione, un governo nei territori più lontani, perché pensiamo a una città grande come Padova, che raggruppa praticamente, ha raggruppato in sé 3 aziende USL, la domanda viene spontanea a dire: ma adesso il territorio, non so, di Cittadella, il territorio di Montagnana, che prima avevano comunque un governo, perché c'era un direttore generale in quel territorio, e cosa succede? E questa è l'incognita. E quindi molti di nostri anche soci, ma anche molte persone che magari ci contattano, esprimono qualche perplessità. Adesso la Regione però dovrà dimostrare che invece non è cambiato nulla, anzi che dovrebbe esserci che c'è stato questo sforzo appunto di incremento delle attività. Però il problema è questo, che non si dà corso a quelle cose che sono state dette, o meglio, quegli impegni presi. Mi riferisco all'H24. Infatti io stavo pensando proprio quel discorso lì. Mi riferisco all'aumento dei distretti sociosanitari, al rafforzamento dei cosiddetti consultori familiari e soprattutto l'aumento della domiciliarità, che vuol dire i servizi ADI, il famoso assistenza domiciliare integrata. Lì si misurano, diciamo, le capacità, le volontà, le disponibilità. La gente fa questa valutazione. Se tu non mi garantisci un'apertura di ambulatori 24 ore al giorno, è chiaro che corro sempre al pronto soccorso. Se non mi garantisci una prestazione territoriale con l'aumento dei distretti sociosanitari, se ho dei problemi in famiglia e non ho il distretto disponibile, soprattutto non ho il consultorio, ho difficoltà. Soprattutto se non sa dove se ho una persona a casa malata con demenza o con Alzheimer e non c'è il servizio di domiciliarità, che vuol dire l'assistenza domiciliare integrata medica, è chiaro che vado in crisi, come si suol dire. Adesso la discussione ha fatto emergere anche questi aspetti qui, cioè adesso si chiede alla Regione ovviamente di dire: bene, hai riformato per ridurre i costi, però mi devi anche dimostrare che questa riforma non mi ha penalizzato sia nelle quantità ma soprattutto nelle qualità delle prestazioni, perché se tutte le volte mi devo spostare, fare 40-50 km perché devo trovare il punto di eccellenza, non hai risolto il problema, perché tu comunque a quella famiglia lì gravi di costi, di trasporto, di disagio, di difficoltà. Questo diciamo, è una sfida che noi lanciamo, come in senso positivo del termine, alla Regione, affinché quella riforma che ha fatto diventi effettivamente lo strumento di semplificazione, di capacità e soprattutto di qualità delle prestazioni rivolte alle persone che hanno bisogno di avere servizi sempre comunque garantiti. Anche perché afferiscono, diciamo un po' così, non è che ti afferiscono, insomma comunque parte dell'AUSL sono persone anziane, quindi comunque hanno una serie noi siamo soprattutto anche se parliamo di intergenerazionalità, però per il momento, anche se diciamo qualche volontari possono essere magari giovani, però comunque qualche passo in avanti abbiamo fatto, però soprattutto noi siamo un'associazione di anziani, anche se ripeto le porte sono aperte a tutti, diciamo, a tutti, compresi i giovani, i ragazzi che possono fare delle esperienze magari limitate per qualche giorno, ma possono tranquillamente venire da noi. Perfetto, Franco Piacentini, grazie del suo intervento, grazie dell'approfondimento, a voi come sempre di averci seguito. Avete visto, c'è la possibilità di avere tutte le informazioni oppure il numero telefonico, numero verde per filo d'argento sul sito internet dell'AUSL del Veneto. Grazie ancora, buon proseguimento. Questo programma è stato offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta.